Si è parlato di piccole e medie imprese oggi a Venezia. Il vecchio slogan dell'economia veneta basato sul piccolo è bello non funziona più, le aziende si uniscono e fanno squadra. E per quanto riguarda invece le grandi imprese, gelido il commento del presidente Tomat sull'uscita da Confindustria di Save. Sentiamo. È molto facile uscire, sbattere la porta. Non vuole alimentare le polemiche Andrea Tomat, presidente degli industriali del Veneto, che a un convegno liquida a noi giornalisti con un breve commento l'uscita dalla Confindustria di Save, società quotata in borsa che gestisce gli aeroporti di Venezia e Treviso. Il suo presidente Enrico Marchi ha definito l'associazione degli industriali inutile ed elefantiaca. Un'autocritica non la fa proprio. Ma non ci penso nemmeno, credo che oggi siamo considerati un corpo importante di rappresentanza, è così che si fa politica industriale. Archiviata dunque la querelle, si va avanti e l'associazione, con il suo braccio dedicato alle piccole e medie aziende, reti, impresa, sceglie proprio Venezia per presentare le nuove linee guida dei cosiddetti contratti di rete. Le aziende si uniscono per migliorare export, promozione e competitività. Dobbiamo, per poter crescere, per poter competere a livello mondiale, aggregarsi. Crediamo che le reti sia la maniera migliore per tenere la propria autonomia, la propria indipendenza, la propria voglia di fare impresa e quindi diano le possibilità agli imprenditori di continuare a fare gli imprenditori, ma in un contesto più grande. Tra i primi ad aver capito che il piccolo non va più ci sono i calzaturifici della Riviera del Brenta. In 4 produttori si sono uniti per creare un outlet della scarpa. Aprirà tra un mese a Fiesso d'Artico. Ciò che il negoziante non vende al cliente lo rende alla fabbrica, che a sua volta lo metterà in svendita nell'outlet stesso. Il mondo oggi, specialmente nel mondo della moda, è internazionale. Il mondo è molto grande e essere piccoli non si va nel mondo. Tra i protagonisti del nuovo contratto il Consiglio Notarile delle Tre Venezie e notai dunque che alle accuse di costare troppo alle imprese replicano. I costi da parte del notaio sono sempre stati più possibile vicini al cliente, al cittadino, e non credo che quindi ci sia un problema di questo genere. La ristrutturazione e la regionalizzazione delle strutture delle APA che seguono gli allevatori veneti e i controlli nelle stalle, attività che passerebbe all'ARAV, sta provocando tensioni tra i lavoratori del settore. Una loro delegazione ha manifestato all'esterno di Palazzo Balbi, sede della giunta regionale, dove poi si è tenuto un incontro tra i sindacati del settore e l'assessore regionale all'agricoltura Manzato. Viene chiesto un processo di riorganizzazione trasparente, ma non tutti gli allevatori la ritengono positiva, con litigiosità e scontri vari nelle associazioni. Polemiche anche sull'attivazione della cassa integrazione per 39 dei 140 dipendenti delle APA. L'assessore Manzato ha assicurato un intervento per sanare le tensioni attraverso un tavolo tecnico con tutte le associazioni interessate e il sindacato. I metalmeccanici